questo atteggiamento è fuori dal tempo e dalla storia, penso che sia dettato solo dall'ossessione. Solo l'ossessione può portare un governo con tutti i problemi che ci sono, dai FAS ai problemi dell'occupazione, ai problemi del sociale eccetera, a perdere tempo e impugnare una legge che dice cosa? Chiediamo che negli uffici dello Stato presenti in Veneto si esponga assieme al tricolore e alla bandiera europea anche la bandiera del Veneto. Guardate cosa c'è di male? Hanno impugnato la legge per togliere questa, toglierla e lasciare solo le altre due. Questa è la serietà. E te pareva, ancora una volta scontro Roma-Venezia. La nuova diatriba, che mette uno di fronte all'altro Zaia e l'esecutivo Gentiloni, riguarda la bandiera. Il gonfalone della Regione Veneto, che con un'apposita legge licenziata dal Consiglio regionale dovrebbe essere posizionato, insieme alle bandiere italiana ed europea, fuori da tutti gli uffici pubblici regionali. Usiamo il condizionale perché la vicenda è tutta ancora da decidere. La scelta fatta dal Veneto non è andata proprio giù a Roma, che ha impugnato la legge. Evidentemente viene letta come un tentativo politico di dare maggiore evidenza all'istanza autonomista. Noi non abbiamo fatto una legge per l'esposizione della bandiera per provocazione. Siamo convinti che questa legge serva semplicemente a mettere un po' d'ordine. Ricordo che la bandiera del Veneto e qualsiasi bandiera viene esposta dagli uffici dello Stato, quindi ad esempio le prefetture, sulla base di regolamenti. Quindi il Veneto si è dotato di una legge che poi si tradurrà in un regolamento per l'esposizione della bandiera del Veneto. Tutto qua. Nella capitale gli azzeccagarbugli affilano già le armi. Zaia non si preoccupa e dice: la difenderemo col sorriso in bocca, con una battaglia gandhiana in Corte Costituzionale, anche perché sappiamo che a questo punto non siamo chiamati a difendere solo l'esposizione della nostra bandiera, che è già un grande simbolo di rispetto, ma soprattutto difendiamo anche l'esposizione di tutte le bandiere delle regioni italiane, perché se perde il Veneto perdono tutti.